Non ce l'ha fatta l'imprenditore agrigentino Alberto Re, stamani è arrivata la triste notizia della sua morte, intanto la manifestazione continuerà. Continuano le iniziative dedicate alla giornata contro la violenza alle donne al Liceo Leonardo, la CGIL si mobilita con una manifestazione il 25 novembre, l'iniziativa del Sor Optimis al centro commerciale oggi pomeriggio, la Croce Rossa Italiana lancia una campagna per le donne vittime di violenza. Il Consiglio Comunale approva alcuni punti del bilancio per i fondi del PNRR, protesta dei precari oggi al Comune, il prefetto fa visita alle istituzioni incontrandole. Benvenuti con l'appuntamento oggi di TV a Notizie. Purtroppo non ce l'ha fatta l'imprenditore agrigentino Alberto Re, di anni 78, il servizio. Purtroppo non ce l'ha fatta l'imprenditore agrigentino Alberto Re, di anni 78, un'agonia che è durata circa un giorno, allorquando è arrivato in ospedale dopo l'atto che aveva compiuto davanti ai suoi familiari nella propria abitazione di via Empedocle. Subito sono state allertate le forze dell'ordine, il 113, che immediatamente è intervenuto portandolo a San Giovanni di Dio, dopo aver sentito il suo collega di lavoro Roberto Ordo, che insieme a lui sta organizzando la manifestazione del Paladino d'Oro ad Agrigento. A Oddo lui ha affermato: mi sto suicidando, sembrava così una cosa tanto per dire, una battuta in un momento di sconforto, ma invece è stata la triste realtà. Non ha retto all'urto delle critiche che sono arrivate per l'evento che in atto si sta svolgendo in città. E così ha deciso, dopo una vita che lavora nel settore dei grandi eventi, ricordiamo il campionato mondiale di offshore, di beach volley, la IDA e altri, di dire stop, compiendo il gesto e quindi lo sparo. In tantissimi hanno sperato che Alberto avesse superato la crisi, ma le sue condizioni erano disperate. Dicevano che batteva solo il cuore, ma ora non più. Alberto è andato via. Oddo è stato sentito lungamente dalla questura ieri pomeriggio insieme al sindaco Miccichè, ai familiari e ad altri amici. I poliziotti hanno voluto sapere ovviamente i dettagli che magari possono dare una spiegazione o capire meglio come Alberto Re sia arrivato a questa ultima decisione. A quanto si dice avrebbe lasciato anche una lettera esprimendo gratitudine alla città di Agrigento e ai suoi abitanti, ma anche tanta amarezza per come è stato trattato, con le foto del teatro vuoto e le critiche che sono arrivate da tutte le parti e non solo sui social. Insomma, tanta amarezza che hanno portato Alberto Re a dire basta. La magistratura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e sequestrato la Mettra. Il Paladino d'Oro continuerà con il suo programma già stabilito. La manifestazione Il Paladino d'Oro continuerà nella sua normale programmazione. Abbiamo sentito stamani, prima della notizia della morte di Alberto Re, l'organizzatore dell'evento, Oddo. Hai vissuto momenti tristi, momenti brutti, angoscianti per quello che è successo. Tu hai ricevuto proprio ieri alle 9 la telefonata di Alberto. Una tragedia infinita, non ci diamo spiegazioni naturalmente di questa grave perdita. Ancora non abbiamo le notizie purtroppo definitive, sappiamo che è in azione, ci auguriamo insomma che Dio ci dia una mano. La manifestazione va avanti anche per un po' tutta la situazione che si è venuta a creare, ci saranno diversi ospiti, già so che un centinaio di persone sono arrivate alla nostra città. Ecco, brevemente, quali saranno i momenti più importanti di questo proseguo di evento? Sì, è assolutamente il volere di Alberto che noi dobbiamo portare avanti, chiaramente, di promuovere Agrigento Capitale della Cultura 2025. Pensate che ci saranno circa 142 persone che vengono da tutto il mondo, dalla Russia, dall'America, dall'India, dalla Thailandia, dall'Europa, che sono a questo festival per vivere questo momento, queste cerimonie. Quindi il programma è andato avanti malgrado questa brutta storia e questa cosa che ci è capitata, e noi porteremo avanti il nome di Agrigento, della cultura di Agrigento, perché il cinema sportivo è cultura, 42 anni, un appuntamento davvero importantissimo per la città, perché questi registi, produttori, attori che saranno qui a ricevere il premio per il film X
o Y da tutto il mondo porteranno in giro nel mondo l'immagine di Agrigento, capitale della cultura 2025, quindi è un aspetto di promozione fortissimo che noi abbiamo fatto con tutto il cuore e stiamo continuando per questo obiettivo principale. Venerdì e sabato le 2 cerimonie, la prima Paladino Excellent, che è un'anteprima della cerimonia finale, tanto per dire naturalmente come funzionerà, cioè saranno presentate le nomination dei film finalisti. Poi il sabato invece la consegna del Paladino d'Oro. Mi permettete di invitare tutta la cittadinanza, è una manifestazione aperta al pubblico, quindi vi aspettiamo venerdì 24 alle ore 21, sabato 25 alle ore 21, 2 grandi appuntamenti. Venerdì mattina ci saranno le scuole che hanno prenotato ancora una volta, daremo ancora una volta la possibilità ai ragazzi di conoscere questi messaggi di valori dello sport ai ragazzi, perché questo festival ha per statuto la promozione dei valori dello sport, quindi vi aspettiamo tutti insieme, stringiamoci, perché dobbiamo mandare nel mondo il massimo del positivo di questa terra meravigliosa che è Agrigento e che è unica al mondo. Continuano gli incontri dedicati alla violenza sulle donne all'Istituto Leonardo di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato. Oggi si è discusso sulla vittimizzazione secondaria attraverso la narrazione della colpa. Noi eravamo sul posto. Continuano gli incontri sulla violenza sulle donne, oggi si parlerà proprio delle vittime, l'UEPE nella sua persona dirà il punto di vista. Ecco, cosa dire a questi ragazzi, considerando anche quello che è successo qualche giorno fa a Vigonova e il giorno dopo purtroppo un'altra donna vittima di omicidio? Sì, il nostro intervento oggi mira proprio a focalizzare l'interesse e l'attenzione che si deve dare alla vittima, una vittima che spesso diventa vittima secondaria proprio per la stigmatizzazione che la società le dà in tutto il processo di denuncia che può avviare la donna. Noi oggi cerchiamo di inculcare, quindi di attivare un'azione di prevenzione con i ragazzi proprio per fermare questo ciclo di violenza, anche facendogli vedere quello che è l'aspetto maschile della storia, quindi quale può essere, da dove si può partire proprio per evidenziare l'agito dell'uomo maltrattante, da dove può svilupparsi, perché basta anche un semplice gesto, una semplice parola per far scattare l'allarme di una relazione ormai usurata o comunque una relazione nociva. Ecco, qual è la situazione in provincia di Agrigento con il vostro ufficio? Un piccolo, resoconto. Sì, noi trattiamo i soggetti maltrattanti oltre che all'interno dell'istituto penitenziario, ma anche in esecuzione penale esterna, quindi abbiamo già attivato da alcuni anni dei percorsi di presa di coscienza e di consapevolezza dell'agito dell'uomo maltrattante. Inoltre, tramite appunto l'applicazione del codice rosso, le procure stanno già attivando quelli che sono gli interventi legislativi per favorire questi percorsi di revisione critica, ma anche di presa di consapevolezza da parte degli uomini maltrattanti all'interno dei centri di ascolto che ci sono sul territorio. Ecco, oggi continuano gli incontri a Leonardo, si parla di vittimizzazione. Ecco, il suo consiglio, la sua relazione, il suo pensiero rivolto agli studenti del Leonardo? Sì, allora oggi il nostro incontro è dedicato alla vittimizzazione secondaria, quindi non c'è soltanto la vittima dell'evento, cioè l'evento che ha creato violenza ed effetti devastanti, ma oltre l'evento ci sono tutta una serie di situazioni che portano a fare in modo che la vittima continua ad essere vittimizzata. Perché? Perché ci sono delle parole, quindi ci sono delle frasi in cui si dice come eri vestita, come non eri vestita, se eri ubriaca, qual è stata la tua colpa.
che cosa, come mai è successo questo, che è stato, perché appunto una persona ad esempio ti ha fatto una cosa, come se tutto quello che succede attraverso la violenza è sempre e comunque colpa della vittima o comunque che ha un effetto. Insomma, il farsi sentire in colpa quasi. Sì, è il farsi sentire in colpa, è sì. cercare non una giustificazione, è proprio cercare un capro espiatorio, perché quell'azione di violenza è stata fatta e quindi sei tu che l'hai provocata. Ecco, queste iniziative da parte del Ministero verso la scuola, la sensibilizzazione dei giovani, come le valuta lei? E magari cosa si potrebbe fare in più per una maggiore consapevolezza del problema? Beh, sicuramente parlarne sempre, e in questi giorni si è parlato tanto di quel minuto di silenzio. Io sono d'accordo che invece bisogna sempre urlare e fare davvero tanto rumore. C'è un pensiero di affettività che si deve creare nelle persone, che si deve creare soprattutto nei ragazzi, e sicuramente si deve fare un lavoro non soltanto con i ragazzi ma anche con i genitori, che sono coloro che in un certo qual modo sono i primi protagonisti educativi del percorso dei nostri figli. E anche la CGIL in piazza nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione si svolgerà ad Agrigento a Porta di Ponte alle ore 17:30 di sabato 25 novembre. L'iniziativa della CGIL di Agrigento per dire basta alla violenza sulle donne. La CGIL sembra in prima linea nella lotta alla violenza di genere, spiega il segretario generale Alfonso Buscemi. Quest'anno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha deciso di scendere in piazza tra la gente con un flash mob che vedrà in prima linea gli uomini della CGIL agrigentina, con l'obiettivo di trasmettere alla collettività il messaggio secondo cui il problema della violenza di genere è un problema che riguarda gli uomini, di cui le donne sono esclusivamente vittime. Parteciperanno all'iniziativa anche gli alunni dell'Istituto Politico in un flash mob e momenti musicali. Al via oggi la manifestazione denominata Rosa, Rosso, Viola, una collettiva di pittura contro la violenza sulle donne che si terrà presso il centro commerciale di Villa Seta, città dei Templi, organizzato dal Sorottimis di Agrigento, presidente Margherita Trupiano. Diversi gli artisti che esporranno le proprie opere e gli interventi previsti, tra questo quelle del presidente del Sorottimis stesso, di Vincenzo Patti artista, e del pedagogista Angelo Vita. La mostra resterà aperta fino al prossimo 30 novembre. E dal 22 al 26 novembre tutta la Croce Rossa e il Comitato regionale della Sicilia sosterranno la lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo un'iniziativa dedicata all'informazione e diffusione del numero 1522, gratuito di pubblica utilità, antiviolenza e stalking, il servizio. Dal 22 al 26 novembre la Croce Rossa Italiana e il Comitato regionale della Sicilia sostengono la lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo un'iniziativa dedicata all'informazione e diffusione del numero telefonico 1522 1522, il numero gratuito di pubblica utilità, antiviolenza e stalking, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, con l'obiettivo di fare riflettere sull'importanza della prevenzione, ma anche sul coraggio che ogni donna dovrebbe avere nel denunciare chi le fa del male. Il numero 1522, che richiama il claim "non sei sola, esci dal silenzio", dichiara Luigi Corsaro, presidente regionale della Croce Rossa siciliana, rappresenta un'iniziativa di salvezza per le donne che ha come obiettivo di aumentare la consapevolezza rispetto alle molteplici forme con cui la si manifesta la violenza, al fine di prevenire atti unilaterali estremi di cui non si può tornare indietro. I testimonial sono tanti, di tutti i settori, che hanno aderito a questa campagna. In particolare hanno anche partecipato alcuni interpreti individuati dai consolati per far sì che la diffusione del numero 1522 abbia una capillare diffusione multilingue. Al 1522 risponde personale esclusivamente femminile, formato specificatamente per questa tematica, opera 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno e accessibile gratuitamente per tutte e tutti i cittadini o le cittadine dell'intero territorio nazionale, da rete fissa e mobile ed fruibile da parte delle donne nell'assoluto anonimato.
Il 1522 accompagna il fruitore del servizio nell'orientamento all'accesso ai servizi del privato sociale, a quelli sociosanitari, alle forze di polizia, ai centri antiviolenza presenti nel territorio di riferimento, deputati all'aiuto, alla protezione, al sostegno per l'uscita dalla violenza. Se ti rende insicura, se ti denigra, se ti umilia, se ti fa male fisico, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se la sua gelosia e le sue molestie sono assillanti, se ti minaccia, se ti controlla e ti isola, se limita la tua dipendenza economica, se ti spaventa, se ti telefona di continuo per insultarti, se ti chiede, dai per favore, un ultimo appuntamento. Non è amore se ti denigra, se ti umilia, se ti fa male fisico. Questo non è amore. 1522, non sei sola. Esci dal silenzio. In gergo vengono definiti orfani speciali. Sono i figli e le figlie delle vittime di femminicidio in tutta Italia. Per la prima volta il fondo Con i bambini, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, si concentra proprio su di loro. Nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è stato avviato a braccia aperte la prima iniziativa di sistema in loro favore e a supporto delle famiglie affidatarie. Accompagna così 157 orfani presi in carico in 4 progetti, un dato destinato purtroppo a crescere perché altri 260 in tutta Italia sono stati già agganciati dai partenariati gestori e a breve inizieranno anche loro un percorso di sostegno e accompagnamento con le loro famiglie. Si parla di almeno 417 ragazzi. L'Italia proprio in questi giorni sta affrontando il dramma della morte di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa, accoltellata dall'ex fidanzato. La tragedia dei femminicidi purtroppo non finisce, ricorda Marco Rossi Doria, presidente di Con i bambini. Siamo tutti colpiti da questa condizione terribile, lei era una giovane studentessa, ogni donna uccisa per mano del suo compagno ha la sua storia, così dice ancora, e centinaia di bambini e di ragazzi vivono una situazione difficile, fortemente traumatica. La mamma viene uccisa spesso davanti ai loro occhi dal padre che finirà i suoi giorni in prigione o si suiciderà, come spesso accade. I bambini sono orfani 2 volte, perdono madre e padre in un solo momento perché chi resta in carcere difficilmente poi vede i propri figli. La percentuale più alta di orfani accompagnati riguarda il sud. Al momento si legge ci sono 100 orfani presi in carico grazie al progetto Respiro. Il 95% dei beneficiari presi in carico è la cittadinanza italiana, solo il 5% ha cittadinanza di altri paesi UE o extra UE. Nel 36% dei casi i bambini erano presenti al momento del delitto. Questo elemento ha conseguenze che condizioneranno ancora più pesantemente la loro vita. I minori che diventano orfani a seguito di tali tragici eventi subiscono un impatto psicologico devastante, il quale inevitabilmente influisce negativamente sulla loro sfera emotiva e relazionale. Il bambino sopraffatto diviene incapace di elaborare il tutto, trovandosi così intrappolato in uno stato di dolore cronico. Il 13% degli orfani presenta forme di disabilità precedenti al trauma. Tra le più comuni vi sono disabilità intellettive e relazionali. A crescere gli orfani di femminicidio sono soprattutto i parenti più prossimi, come nonni, gli zii, che però nei fatti non godono ancora purtroppo di costanti azioni di prossimità. La condizione socio-economica degli orfani e delle famiglie affidatarie è un altro elemento discriminante per la crescita dei bambini e dei ragazzi che hanno subito un trauma così forte. L'impossibilità ad accedere agli strumenti a loro tutela o avere le stesse opportunità degli altri ragazzi non fa altro che acuire ancor di più il discrimine che sono costretti a subire anche per il loro futuro. Il 15% di loro dichiara di avere un reddito annuale inferiore a 12.000 euro. Per inquadrare meglio questo fenomeno, sottolinea, con i bambini vanno presi in considerazione fattori che caratterizzavano la vita dei ragazzi orfani di femminicidio antecedenti all'evento. Gran parte dei nuclei, ovvero il 65%, non era in carico ai servizi sociali prima dell'evento, nonostante la presenza di elementi di vulnerabilità
vulnerabilità. Tra questi più comuni sono la presenza di familiari con dipendenze da sostanze o altro e di familiari con provvedimenti giudiziari prevalentemente di natura penale. Allarmanti sono poi i dati relativi ad ulteriori elementi che possono rappresentare eventuali traumi o eventi stressanti antecedenti al crimine domestico. Questi includono soprattutto la violenza assistita, fisica, psicologica, sessuale, indicando che numerosi sono i fattori e i campanelli di allarme e che è urgente riuscire a cogliere come predittivi della violenza. In particolare la violenza assistita psicologica è stata segnalata in 50 casi su 70. Il Consiglio Comunale di Favara approva le variazioni di bilancio relative ai finanziamenti del PNRR, accantonati ma non superati gli scontri tra il sindaco e parte dell'opposizione che per diverse sedute avevano disertato l'Aula. Moscato era sul posto. Il Consiglio Comunale di Favara, riunito a carattere d'urgenza, ha approvato in seconda convocazione e all'unanimità dei presenti, il numero è variato dai 15 agli 11, le variazioni di bilancio per i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Progetti per un ammontare di circa 3,5 milioni di euro per investimenti nel campo digitale e progetti di riqualificazione di scuole, asili nido e la realizzazione di un CCR, il Centro Comunale per la raccolta dei rifiuti. Consiglio Comunale tenutosi alla presenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano in visita istituzionale ufficiale al Comune di Favara, uno spettatore importante che forse è stato determinante, potremmo definire e parlare di effetto prefetto per il risultato finale con l'approvazione di tutti i punti all'ordine del giorno. Come si ricorderà e come da noi è evidenziato nei nostri servizi, per diverse sedute il Consiglio Comunale non si è potuto riunire e quindi trattare gli stessi argomenti approvati oggi per mancanza del numero legale a causa della non presenza in aula o dall'abbandono della stessa dopo l'appello da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione, in disaccordo e anche in netto contrasto con il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale. I consiglieri comunali hanno approfittato della presenza del prefetto per chiedere il suo qualificato intervento e appoggio su alcune importanti questioni che interessano la città di Favara. Al prefetto sono state anche evidenziate le difficoltà politiche e lo scontro in atto con i contrasti tra amministrazione comunale e consiglieri di opposizione che hanno portato anche alla votazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Schembri. I consiglieri comunali, per conto loro, ovviamente hanno voluto presentare delle problematiche legate al nostro comune, vedi l'esoso costo della Tari, che potrebbe creare problemi anche di ordine pubblico legati poi ai mancati pagamenti giustamente ai netturbini, diversi altri problemi, ad esempio adesso stiamo parlando di dimensionamento scolastico, hanno chiesto al prefetto anche di intervenire in merito, nonché purtroppo la situazione finanziaria dell'ente alla quale consegue la mancata stabilizzazione del personale precario. Di contro forse c'è stato anche l'effetto prefetto, ovvero che il Consiglio Comunale ha esitato positivamente gli importanti punti inseriti all'ordine del giorno. Io penso che sarebbe avvenuto comunque, che era già nell'idea dei consiglieri comunali presenti, a prescindere dalla graditissima presenza del signor prefetto. Io ho presentato al prefetto, ho illustrato la situazione politica che sta vivendo questo Consiglio Comunale, questa amministrazione comunale, dove ovviamente non si sta vivendo un clima facile per le diverse posizioni che hanno una parte di opposizione fatta dal centrodestra, perché è l'amministrazione comunale. Io ho illustrato che avevamo fatto una mozione di sfiducia a un assessore per il quale il sindaco aveva considerato una cosa poco seria, ho illustrato anche al prefetto che il sindaco su alcuni post accusa in toto il Consiglio Comunale di parlare dando delle colpe che il Consiglio Comunale non ha, dicendo anche
anche delle affermazioni a volte anche pesanti, nel senso che ha tolto delle incrostazioni, che ci sono dei sistemi, che ci sono delle persone che hanno chiesto qualcosa. Io ho detto pubblicamente di fare il nome e cognomi davanti al prefetto, perché se lui ha conoscenza di queste situazioni le deve denunciare ovviamente in questura, ma ne può parlare anche con il prefetto, perché se no, se diciamo che c'è chi ma non diciamo mai il nome, con una mano lanciamo una pietra e con l'altra ci nascondiamo, non risolviamo il problema. Sicuramente un sindaco non esce di casa con le intenzioni di avere uno scontro continuo. A me piacerebbe lavorare in serenità in collaborazione con i consiglieri comunali. Molti in quest'aula lo hanno capito, hanno iniziato nelle differenze che ci sono di ruoli e di estrazione politica e di progetti politici, però abbiamo iniziato a collaborare bene. Qualcuno non si arrende. Quello che dico sempre io è ci sono spesso anche in consiglio comunale, ma a mezzo stampa, attacchi fuori luogo pesanti che mettono in dubbio la nostra serietà e il nostro modo di lavorare. Ci difendiamo nella dialettica politica rispondendo come riteniamo e soprattutto mantenendo fede all'impegno che mi ero preso in campagna elettorale di dire sempre le cose come stavano. Ho ribadito in aula che se qualche consigliere comunale si ritiene offeso dalle parole che io pronuncio o ritiene che ci siano i margini, può sempre denunciarmi per diffamazione e poi eventualmente in tribunale vedremo di che cosa si tratta, ma io là non ci voglio arrivare. Vorrei che i consigli comunali fossero tutti come stasera, sereni, quando soprattutto si votano cose per il bene della collettività. Lo ha ribadito anche il prefetto: dialettica politica, scontro politico, ma poi tutti insieme per il bene della città. Guarda, io da 30 anni faccio politica e non so quante volte ho rotto le scatole a chiunque e riesco a mantenere un rapporto civile ancora oggi con qualsiasi esponente politico con cui ho avuto uno scontro. Io in questo momento rappresento la città e cerco di difenderla e tutelarla nel miglior modo possibile. Se si ha l'intelligenza politica di capire questo, si può arrivare dappertutto dialogando e cercando un confronto sereno. Se questo non si capisce, ahimè, non è mia responsabilità. Un'assemblea dei lavoratori precari si è svolta stamani a Favara. Abbiamo sentito in merito il segretario della CISL della Funzione Pubblica Parello, l'Orraso della CGIL e l'Orre, segretario della CSA. La intervista. Oggi abbiamo indetto questa assemblea su sollecitazione degli stessi lavoratori precari perché riteniamo che sia indispensabile, così come abbiamo scritto nella nota in cui abbiamo convocato indetto questa assemblea, sia necessario sensibilizzare la cittadinanza, ma non solo la cittadinanza, anche la deputazione che esprime questo territorio, perché questo problema è un problema che affligge principalmente la nostra provincia. Io voglio dare questo dato. Ormai gli enti in dissesto che devono ancora stabilizzare questi lavoratori, che come ha detto il collega della CGIL hanno come termine ultimo il 31/12/2023, sono 900 complessivamente in Sicilia e di questi 400 sono nella provincia di Agrigento e di questi 240 circa sono lavoratori del comune di Favara. Un comune che dal 1° gennaio rischierebbe di avere ad esempio un comando di polizia municipale con solo 3 unità, meglio 4 compreso il comandante, che a brevissimo andrà in pensione. Quindi non riuscirà a garantire più nessun servizio. Ci sono 2 enormi muri da dover superare. Da un lato, come ha detto il collega, la Madia, che dà la possibilità di utilizzare il secondo comma dell'articolo 20, che consente appunto la stabilizzazione di questi precari senza accedere all'esterno, e quindi da gennaio in poi non potrebbero più fare la stabilizzazione di questi lavoratori. Dall'altro il fatto che comunque il TUEL, che è una norma, è un decreto legislativo, una norma nazionale, non consente, nonostante la neutralità della spesa, di poter fare nessun tipo di assunzione senza la preventiva approvazione del bilancio. Di queste i sindacati non possono fare leggi, noi le abbiamo segnalato ad ogni livello, noi con le nostre segreterie regionali stiamo provando in ogni modo le strade per poter trovare una soluzione anche ponte, per poter ovviare, ma è necessario un intervento normativo a livello nazionale. Per questo motivo vorremmo sensibilizzare con una mobilitazione civile tutta la cittadinanza di Favara e della provincia di Agrigento affinché
chi di dovere prenda reale consapevolezza dell'urgenza di emettere quei provvedimenti urgenti per poter porre fine definitiva alla questione. Ovviamente un monito va fatto anche all'amministrazione, che comunque è ferma al bilancio del 2020, avendo ancora da approvare il 2021 e conseguentemente il 2022. Quindi da questo punto di vista siamo moderatamente fiduciosi che questo appello possa essere accolto. Noi come CGIL oggi siamo presenti qui a questa assemblea organizzata assieme alle altre organizzazioni sindacali per dare il nostro sostegno ai lavoratori del comune di Favara, circa 248 persone, che da tempo chiedono la stabilizzazione del loro contratto di lavoro. È una situazione incresciosa perché assieme ad altri 2 comuni della provincia non c'è la possibilità in questo momento di uscire da questo tunnel. La legge Madia prevede una proroga fino al 31/12/2023 come la stessa regione siciliana, per cui siamo qui oggi a chiedere una modifica del comma 2 della legge Madia che desse anche loro la possibilità di una proroga fino al 31/12/2026 come previsto per gli enti di ricerca. Ma lo stesso chiediamo alla regione siciliana di poter fare una deroga già alla legge che dà la possibilità di stabilizzare i precari per far sì che gli atti propedeutici che ad oggi non sono approvati vengano derogati e quindi venga data la possibilità ai lavoratori di essere stabilizzati. Allora, oggi noi abbiamo un problema serio da affrontare, che è la stabilizzazione dei lavoratori in provincia di 3 comuni, tra cui Favara, dove oggi siamo presenti, che i lavoratori ci hanno chiesto di fare questa assemblea per sensibilizzare i cittadini e anche la politica locale. E nello stesso tempo noi, per andare a superare lo scoglio, chiediamo che venga modificata la legge Madia al comma 2 all'articolo 20 e una proroga regionale, anche perché bisogna dare una giusta dignità a questi lavoratori che da una vita che lavorano da precari, sono quasi prossimi alla pensione e andranno in pensione con una pensione che nemmeno arriva alla pensione sociale. E l'altro problema è anche i servizi resi ai cittadini come servizi essenziali. Quindi noi fra il 31 dicembre scade la proroga della Madia, la legge Madia, e quindi ci ritroveremo con i comuni che non possono nemmeno offrire ai cittadini i servizi essenziali. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E sempre a Favara, ieri visita ufficiale del prefetto di Agrigento Filippo Romano, dove ha incontrato la Giunta, il Consiglio Comunale e la Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto finanziario. Moscato ha seguito l'evento. Visita istituzionale ufficiale del prefetto di Agrigento Filippo Romano al comune di Favara. Il rappresentante dello Stato ha incontrato il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale, la commissione speciale di liquidazione del dissesto finanziario che proprio in questi giorni sta completando il suo lavoro e il Consiglio Comunale. Il prefetto con loro ha affrontato le varie tematiche presenti in un grosso comune del sud come Favara, ovvero l'aspetto finanziario, l'aspetto dei lavoratori precari, ma anche ha affrontato il problema dei rifiuti, l'esosità della tassa e tutte le altre problematiche evidenziate dai consiglieri comunali. Il prefetto e quindi lo Stato è vicino ai comuni che sono veramente la frontiera dello Stato, territorio di periferia e molto spesso distanti dalle amministrazioni centrali. Ma per portare innanzitutto la vicinanza dello Stato, i prefetti rappresentano lo Stato centrale, che spesso è troppo distante dai comuni. I comuni si trovano oggi a essere la trincea dell'amministrazione, hanno scarsità di risorse economiche, hanno problemi enormi e hanno il cittadino dietro la porta letteralmente, perché sono i più vicini, e per questo dico che sono la frontiera, e quindi le richieste dei cittadini diventano molto pressanti sugli amministratori locali e sugli impiegati degli uffici locali. Quindi è importante rappresentare la vicinanza e non solo rappresentarla a parole, anche cercare di mettersi accanto agli amministratori locali e risolvere i problemi. Questo lo sto facendo attraverso un giro che coinvolge tutti e 43 i comuni della provincia, ne ho girati già una dozzina, conto di finire entro la stagione primaverile
il mio giro, ne sto facendo 1 o 2 a settimana per quanto possibile. È emerso qualcosa di particolare? Sappiamo che nei giorni scorsi ha incontrato, oltre che il sindaco di Favara, anche quello di Porto Empedocle e Casteltermini per la questione dei precari. Sì, comuni che peraltro devo ancora visitare ufficialmente, ma li ho già incontrati più volte per le varie problematiche specifiche che vanno dallo sbarco di migranti a Porto Empedocle al Taratatà di Casteltermini, perché è chiaro che al di là di queste visite con i sindaci si affrontano mano a mano i problemi più scottanti. Adesso il problema è questo della conferma dei precari. Per un paradosso normativo, i comuni che vanno a chiudere il dissesto hanno più difficoltà a confermare i precari per il 2024. Andremo insieme con questi 3 sindaci in assessorato a Palermo proprio per discutere con l'assessore e col direttore generale agli enti locali e cercare di trovare insieme una soluzione. Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, come diceva lei, sono la frontiera dello Stato, ma anche il prefetto è quello che rappresenta lo Stato. Il prefetto è quello che dovrebbe cercare di risolvere i problemi, ma come disse una volta un imprenditore parlando di questi temi, almeno se li in testa è un inizio. È una visita importantissima anche perché va a confermare tutto il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi con Sua Eccellenza, che è stato sempre vicino alla nostra comunità nelle varie problematiche che sono nate. Infatti molte delle criticità che oggi i consiglieri comunali hanno evidenziato ne avevamo già ampiamente discusso col prefetto e si è sempre messo a disposizione, come si è messo a disposizione per la risoluzione del problema dei precari. In questa settimana, inizio settimana prossima, saremo a Palermo a concretizzare le cose che già abbiamo fatto nei scorsi giorni e quindi speriamo di poter risolvere questo problema. Esattamente, siamo stati onorati questa sera di ricevere Sua Eccellenza il Prefetto, per noi anche motivo di vicinanza, visto che rappresenta il governo in una fase particolarmente delicata anche per il comune di Favara, per diverse faccende che anche gli stessi consiglieri hanno voluto far presente a Sua Eccellenza il signor Prefetto Filippo Romano. Nei miei saluti ho voluto specificare quanto Favara si senta purtroppo periferia nonostante le grandi potenzialità. La settimana scorsa a Partinico un atto vandalico contro la sede di Zero Molestie Sinalp, centro di ascolto contro la violenza sulle donne. Sabato prossimo, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il centro ha organizzato un torneo di calcetto per i bambini. Vediamo la corrispondenza. Zero Molestie Sinalp è anche radicato nel territorio di Partinico. All'interno del territorio di Partinico noi abbiamo questo centro antiviolenza. E mi preme dire che è un centro di ascolto, perché il ruolo che ho io personalmente insieme alle mie collaboratrici all'interno di Partinico è proprio quello di ascoltare, mettere la donna a proprio agio e fargli capire che comunque la donna non resterà mai sola. Lo sportello a Partinico funziona, la gente entra per chiederci la qualsiasi cosa, perché lo sportello si trova all'interno della sede sindacale, quindi entra da noi per chiederci anche solo esclusivamente delle informazioni, poi però capisce che comunque ha bisogno di un supporto, io dico psicologico, e quindi chiede a noi o racconta a noi effettivamente quello che gli è successo. Ecco perché dico che siamo un centro di ascolto. Ecco, la settimana scorsa un atto vandalico o qualcosa di più. Sì, purtroppo la settimana scorsa è successo un fatto molto, diciamo, brutto. Io mi trovavo la mattina ad un convegno organizzato dalla scuola, siamo stati invitati in qualità di sportello Zero Molestie Sinalp di Partinico. Finisce il convegno, io mi reco giustamente come tutti nella mia attività lavorativa, presso la mia sede, e mi accorgo effettivamente che mancano fuori nella parete delle targhe. Quella più importante è quella Zero Molestie Sinalp, al che la prima cosa che faccio è chiamare il 112 e prontamente si è recata da noi una pattuglia della polizia o sport denuncia. Attualmente c'è un'indagine in corso. Noi abbiamo ad oggi 96 associazioni che hanno aderito alla nostra rete regionale Zero Molestie Sinalp in tutta la Sicilia, chiaramente. Abbiamo anche 21 comuni che hanno aderito, ora a brevissimo aderirà anche un altro comune, Santa Maria di Licodia,
che aderisce a questa rete. Ai comuni noi chiediamo sempre di poter iniziare questa collaborazione con una circolare comunale, invitando le attività commerciali di quel comune a inserire nello scontrino fiscale il numero di telefono antiviolenza. È un'operazione a costo zero per il comune, ma sicuramente sensibilizza e aiuterà moltissimo le donne a potersi rivolgere presso il nostro sportello per capire come comportarsi, come poter difendere la loro dignità, diciamo, di donne. È stata programmata un'attività per il giorno 25, che è la giornata internazionale in difesa della donna, contro la violenza sulle donne, ed è previsto un'attività ricreativa, perché abbiamo organizzato un torneo di calcetto con i bambini attorno a 10-11 anni come fascia di età, dove ci saranno diverse squadre formate da questi ragazzini per confrontarsi sul campo. Il presidente della regione Schifani visita la Homer di Carini, collaborazione tra imprese e istituzioni, chiave per lo sviluppo dell'isola, il servizio. Il presidente della regione siciliana Schifani ha visitato a Carini lo stabilimento produttivo della Homer insieme al vice ministro delle infrastrutture e della mobilità Edoardo Rixi. Ad accoglierli Giuseppe Russello, amministratore delegato dell'azienda, considerata tra le più grandi realtà manifatturiere della Sicilia, specializzata nel settore degli arredi interni e della componentistica per i mezzi di trasporto ferroviario. La Homer ha realizzato anche gli interni dei treni POP acquistati dalla regione siciliana con i fondi europei. Alla visita erano presenti l'eurodeputata Annalisa Tardino, il presidente di Confindustria Sicilia Albanese, il presidente di RFI Dario Lobosco, l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Corradi, il direttore generale della Fondazione delle Ferrovie dello Stato italiane Luigi Cantamessa e Paolo Barletta, CEO di Arsenale, azienda che opera nel settore del turismo e dell'hospitality. Una realtà produttiva come la Homer, ha affermato il presidente Schifani, dimostra che anche in Sicilia è possibile operare a livelli industriali competitivi in tutta Europa. Il governo regionale, attraverso gli assessorati dell'economia e delle attività produttive, ha reperito i fondi per riqualificare la zona industriale di Carini, renderla più efficiente per le imprese, per favorire nuovi investimenti. L'attrattività del nostro territorio passa soprattutto dalla dotazione infrastrutturale, dai servizi alle aziende, e la collaborazione e il dialogo fra gli imprenditori e le istituzioni è la chiave per rilanciare l'economia produttiva della Sicilia. Questo quanto affermato dal presidente Schifani. È un uomo di 34 anni, è stato arrestato all'atto dell'imbarco sul traghetto a Messina, trovato nel bagagliaio della sua auto un quantitativo di cocaina. I carabinieri di Messina hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, i carabinieri hanno fermato e sottoposto a controllo un'autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Insospettiti dall'atteggiamento visibilmente nervoso del conducente, gli operanti hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, all'esito della quale hanno trovato circa 10 kg di cocaina, suddivisa in 10 confezioni che l'uomo aveva riposto all'interno del bagagliaio dell'autovettura. I militari dell'Arma hanno pertanto arrestato il 34enne e sequestrato la droga, che è stata inviata al RIS dei Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati dai tecnici del RIS è risultato che il quantitativo dello stupefacente sequestrato sarebbe stato possibile ricavare oltre 43.000 dosi di cocaina da immettere sulle piazze di spaccio. L'arrestato è stato infine ristretto presso la casa circondariale di Messina Gazzi in attesa dell'udienza di convalida. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale quindi il principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva. La Fondazione Agnelli, tramite il portale eduscopio.it, ha pubblicato i dati aggiornati relativi alle scuole di primo grado e di secondo grado che meglio preparano gli studenti all'università e al lavoro, con lo scopo di aiutare gli stessi e le loro famiglie alla scelta del percorso di studi a loro più adatto dopo aver sostenuto gli esami di Stato. La corrispondenza.
Il report, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di oltre 1.300.000 diplomati provenienti da 7.850 scuole in 3 successivi anni scolastici, dal 2017 al 2020. Eduscopio è diventato in questi anni un punto di riferimento per le famiglie e per le stesse scuole, come dimostrano gli oltre 2,8 milioni di utenti unici che hanno ad oggi visitato il portale, con 13,3 milioni di pagine consultate, spiega la fondazione. Ma analizziamo i dati per quel che riguarda la Sicilia. Palermo in vetta tra i classici c'è l'Umberto I, davanti alla Garibaldi, tra gli scientifici il Cannizzaro, tra i linguistici la Regina Margherita, davanti al De Cosmi, tra i tecnici tecnologici il Vittorio Emanuele III, davanti al Volta. Nell'Interland buona quotazione per lo scientifico Savarino di Partinico. A Catania il migliore liceo classico è il Cutelli, davanti all'Ospedalieri. Il capofila catanese tra i licei scientifici è il Galilei, seguito dal Principe Umberto. Galilei leader anche per il linguistico, davanti al Boggiolera. L'indirizzo tecnico-tecnologico vede primeggiare il Marconi, secondo posto per l'Archimede. Nell'Interland spiccano il classico Gulli e Pennisi e lo scientifico Archimede, entrambi di Acireale. A Messina il primo tra i licei classici è il Maurolico. Tra i tecnici tecnologici il Verona Trento. Nell'Interland bene lo scientifico Galilei di Spadafora. Ma andiamo nel dettaglio sugli altri capoluoghi classici: Empedocle ad Agrigento, Ruggero VII a Caltanissetta, Baccalluzzo a Leonforte in provincia di Enna, Galilei Campailla a Modica in provincia di Ragusa, Gargallo a Siracusa, Ximenes a Trapani, Scientifici Sciascia Canicattì in provincia di Agrigento, Volta a Caltanissetta, Farinato ad Enna, Fardella a Trapani. Andiamo proprio nella nostra provincia di Trapani e vediamo nel dettaglio quali sono le scuole più utilizzate e scelte dai nostri studenti. Nella sezione dedicata alle scuole che preparano meglio agli studi universitari, secondo lo studio di Eduscopio, partiamo dal liceo classico, primo in classifica in provincia di Trapani, quest'anno il liceo d'Aguirre di Salemi. Miglior liceo scientifico il Giuseppe Ferro di Alcamo. Tra i licei delle scienze umane ottiene il punteggio più alto il Rosina Salvo di Trapani, il liceo linguistico che secondo i dati di Eduscopio prepara meglio all'università è il Vito Fazio Almayer di Alcamo con un punteggio di 69,7. L'istituto Girolamo Caruso di Alcamo ottiene invece un indice di gradimento che lo piazza primo in classifica fra gli istituti tecnici di indirizzo economico. Qui è importante osservare l'indice di occupazione dei diplomati. Ci dice qual è la percentuale degli occupati su coloro che non si sono immatricolati all'università. Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo su quelli che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro. Tra gli istituti tecnici settore economico, primo in classifica quest'anno è l'Istituto Ferrigno Accardi di Castelvetrano. Primo in classifica tra gli istituti tecnici con indirizzo tecnologico il Mattarella Dolci di Castellammare del Golfo. E ancora l'Istituto Florio di Erice, il primo in classifica tra gli istituti professionali servizi. Invece per quanto riguarda il professionale industria e artigianato è primo il Mattarella Dolci di Castellammare, segno di una grande incisività per quello che è il nostro comprensorio territoriale. Questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguriamo una buona serata.